Il Signore parlò a Mosè e disse: questa è la legge che si riferisce al lebbroso per il giorno della sua purificazione. Egli sarà condotto al sacerdote. Il sacerdote uscirà dall'accampamento e lo esaminerà. Se riscontrerà che la piaga della lepre è guarita nel lebbroso, ordinerà che si prendano per la persona da purificare 2 uccelli vivi, puri, legni di cedro, parno scarlatto e issopo. Il sacerdote ordinerà di immolare uno degli uccelli in un vaso di terracotta con acqua corrente. Poi prenderà l'uccello vivo, il legno di cedro, il panno scarlatto e l'issopo e li immergerà con l'uccello vivo nel sangue dell'uccello sgozzato sopra l'acqua corrente. Ne aspergerà 7 volte colui che deve essere purificato dalla lebbra. Lo dichiarerà puro e lascerà andare libero per i campi l'uccello vivo. Colui che è purificato si laverà le vesti, si raderà tutti i peli, si laverà nell'acqua e sarà puro. Dopo questo potrà entrare nell'accampamento, ma per 7 giorni resterà fuori della sua tenda. Il 7° giorno si raderà tutti i peli, il capo, la barba, le ciglia, insomma tutti i peli. Si laverà le vesti e si bagnerà il corpo nell'acqua e sarà puro. L'8° giorno prenderà 2 agnelli senza difetto, un'agnella di 1 anno senza difetto, 3 decimi di efa di fior di farina impastata con olio come oblazione e un log di olio. Il sacerdote che compie il rito di purificazione presenterà l'uomo che si purifica le cose suddette davanti al Signore all'ingresso della tenda del convegno. Il sacerdote prenderà uno degli agnelli e lo presenterà come sacrificio di riparazione, con il log d'olio, e li offrirà con rito di elevazione davanti al Signore. Poi scannerà l'agnello nel luogo dove si scanna la vittima per il peccato e l'olocausto, cioè nel luogo santo. Come il sacrificio per il peccato, anche quello di riparazione spetta al sacerdote. È cosa santissima. Il sacerdote prenderà del sangue della vittima per il sacrificio di riparazione e lo metterà sul lobo dell'orecchio destro di colui che si purifica, sul pollice della mano destra e sull'alluce del piede destro. Poi, preso un po' d'olio dal log, lo verserà sulla palma della sua mano sinistra. Lo intingerà il dito della destra nell'olio che è della palma sinistra. Con il dito spruzzerà 7 volte quell'olio davanti al Signore. Quanto resta dell'olio che tiene nella palma della mano, il sacerdote lo metterà sul lobo dell'orecchio destro di colui che si purifica, sul pollice della mano destra e sull'alluce del piede destro, insieme al sangue della vittima del sacrificio di riparazione. Il resto dell'olio che ha nella palma, il sacerdote lo verserà sul capo di colui che si purifica. Il sacerdote compirà per lui il rito espiatorio davanti al Signore. Poi il sacerdote offrirà il sacrificio per il peccato e compirà il rito espiatorio per colui che si purifica della sua impurità. Quindi scannerà l'olocausto. Offerto l'olocausto e l'oblazione sull'altare, il sacerdote compirà per lui il rito espiatorio e sarà puro. Se quel tale è povero e non ha mezzi sufficienti, prenderà un agnello come sacrificio di riparazione da offrire con il rito di elevazione, per compiere l'espiazione per lui, e 1 decimo di eva di fior di farina impastata con olio
come oblazione e un log di olio. Prenderà anche 2 tortore o 2 colombi, secondo i suoi mezzi. Uno sarà per il sacrificio per il peccato e l'altro per l'olocausto. L'8° giorno porterà per la sua purificazione queste cose al sacerdote, all'ingresso della tenda del convegno davanti al Signore. Il sacerdote prenderà l'agnello del sacrificio di riparazione e il log d'olio e li presenterà con il rito di elevazione davanti al Signore. Poi scannerà l'agnello del sacrificio di riparazione, prenderà del sangue della vittima di riparazione e lo metterà sul lobo dell'orecchio destro di colui che si purifica, sul pollice della mano destra e sull'alluce del piede destro. Il sacerdote si verserà un po' dell'olio sulla palma della mano sinistra. Con il dito della sua destra spruzzerà 7 volte l'olio che tiene nella mano sinistra davanti al Signore. Poi porrà un po' d'olio che tiene nella palma sul lobo dell'orecchio destro di colui che si purifica, sul pollice della mano destra e sull'alluce del piede destro, sul luogo dove ha messo il sangue della vittima per il sacrificio di riparazione. Il resto dell'olio che ha nella palma il sacerdote lo verserà sul capo di colui che si purifica per compiere il rito espiatorio per lui davanti al Signore. Poi sacrificherà una delle tortore o uno dei 2 colombi che ha potuto procurarsi. Delle vittime che ha in mano, una lo offrirà come sacrificio per il peccato e l'altra come olocausto, insieme con l'oblazione. Il sacerdote compirà il rito espiatorio davanti al Signore per colui che si deve purificare. Questa è la legge relativa a colui che è affetto da piaga di lebbra e non ha mezzi per conseguire la sua purificazione. Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse: quando sarete entrati nella terra di Canaan, che io sto per darvi in possesso, qualora io mandi un'infezione di lebbra in una casa della terra di vostra proprietà, il padrone della casa andrà a dichiararlo al sacerdote dicendo: mi pare che in casa mia ci sia come della lebbra. Allora il sacerdote ordinerà di sgomberare la casa prima che egli vi entri per esaminare la macchia sospetta, perché quanto è nella casa non diventi impuro. Dopo questo il sacerdote entrerà per esaminare la casa. Esaminerà dunque la macchia. Se vedrà che la macchia sui muri della casa consiste in cavità verdastre o rossastre che appaiono più profonde della superficie della parete, il sacerdote uscirà sulla porta della casa e farà chiudere la casa per 7 giorni. Il 7° giorno il sacerdote vi tornerà e se esaminandola riscontrerà che la macchia si è allargata sulle pareti della casa. Il sacerdote ordinerà che si rimuovano le pietre intaccate e si gettino in un luogo impuro, fuori della città. Farà raschiare tutto l'interno della casa e butteranno i calcinacci rimossi fuori della città, in un luogo impuro. Poi si prenderanno altre pietre e si metteranno al posto delle prime e si intonacherà la casa con altra calce. Se la macchia spunta di nuovo nella casa, dopo che le pietre ne sono state rimosse e la casa è stata raschiata e di nuovo intonacata, il sacerdote entrerà a esaminare la casa. Se troverà che la macchia vi sia allargata, nella casa vi è la lebbra maligna, la casa è impura. Perciò si demolirà la casa. Pietre, legname e calcinacci si porteranno fuori della città, in un luogo impuro. Inoltre, chiunque sarà entrato in quella casa mentre era chiusa sarà impuro fino alla sera. Sia chi avrà dormito in quella casa, sia chi avrà mangiato, dovrà lavarsi le vesti.
Se invece il sacerdote che è entrato nella casa e l'ha esaminata riscontra che la macchia non si è allargata nella casa dopo che la casa è stata intonacata, dichiarerà la casa pura, perché la macchia è risanata. Poi, per purificare la casa, prenderà 2 uccelli, legno di cedro, panno scarlatto e issopo. Immolerà uno degli uccelli in un vaso di terra con dentro acqua corrente. Prenderà il legno di cedro, l'issopo, il panno scarlatto e l'uccello vivo e li immergerà nel sangue dell'uccello immolato e nell'acqua corrente ne spargerà 7 volte la casa. Purificata la casa con il sangue dell'uccello, con l'acqua corrente, con l'uccello vivo, con il legno di cedro, con l'issopo e con il panno scarlatto, lascerà andare libero l'uccello vivo fuori dalla città, nella campagna. Così compirà il rito espiatorio per la casa ed essa sarà pura. Questa è la legge per ogni sorta di infezione di lebbra o di tigna, per la lebbra delle vesti e della casa, per i tumori, le pustole e le macchie, per determinare quando una cosa è impura e quando è pura. Questa è la legge per la lebbra. Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse: parlate agli israeliti dicendo loro: se un uomo soffre di gonorrea nella sua carne, la sua gonorrea è impura. Questa è la condizione di impurità per la gonorrea, sia che la carne lasci uscire il liquido, sia che lo trattenga, si tratta di impurità. Ogni giaciglio sul quale si coricherà chi è affetto da gonorrea sarà impuro. Ogni oggetto sul quale si deterà sarà impuro. Chi toccherà il giaciglio di costui dovrà lavarsi le vesti e bagnarsi nell'acqua e resterà impuro fino alla sera. Chi si siederà sopra un oggetto qualunque sul quale si era seduto colui che soffre di gonorrea dovrà lavarsi le vesti, bagnarsi nell'acqua e resterà impuro fino alla sera. Chi toccherà il corpo di colui che è affetto da gonorrea si laverà le vesti, si bagnerà nell'acqua e resterà impuro fino alla sera. Se colui che ha la gonorrea sputerà sopra uno che è puro, questi dovrà lavarsi le vesti, bagnarsi nell'acqua e resterà impuro fino alla sera. Ogni sella su cui monterà chi ha la gonorrea sarà impura. Chiunque toccherà qualsiasi cosa che sia stata sotto quel tale resterà impuro fino alla sera. Chi porterà tali oggetti dovrà lavarsi le vesti, bagnarsi nell'acqua e resterà impuro fino alla sera. Chiunque sarà toccato da colui che ha la gonorrea, se questi non si era lavato le mani, dovrà lavarsi le vesti, bagnarsi nell'acqua e resterà impuro fino alla sera. Il recipiente di terracotta toccato da colui che soffre di gonorrea sarà spezzato, ogni vaso di legno sarà lavato nell'acqua. Quando uno sarà guarito dalla sua gonorrea, conterà 7 giorni dalla sua guarigione. Poi si laverà le vesti, bagnerà il suo corpo nell'acqua corrente e sarà puro. L'8° giorno prenderà 2 tortore e 2 colombi. Verrà davanti al Signore. All'ingresso della tenda del convegno li consegnerà al sacerdote, il quale ne offrirà uno come sacrificio per il peccato, l'altro come olocausto. Il sacerdote compirà per lui il rito espiatorio davanti al Signore per la sua gonorrea. L'uomo che avrà avuto un'emissione seminale si laverà tutto il corpo nell'acqua e resterà impuro fino a sera.
Ogni veste o pelle su cui vi sarà un'immissione seminale dovrà essere lavata nell'acqua e resterà impura fino alla sera. La donna e l'uomo che abbiano avuto un rapporto con emissione seminale si laveranno nell'acqua e resteranno impuri fino alla sera. Quando una donna abbia flusso di sangue, cioè il flusso del suo corpo, per 7 giorni resterà nell'impurità mestruale. Chiunque la toccherà sarà impuro fino alla sera. Ogni giaciglio sul quale si sarà messo a dormire durante la sua impurità mestruale sarà impuro. Ogni immobile sul quale si sarà seduta sarà impuro. Chiunque toccherà il suo giaciglio dovrà lavarsi le vesti, bagnarsi nell'acqua e sarà impuro fino alla sera. Chi toccherà qualunque mobile sul quale lei si sarà seduta dovrà lavarsi le vesti, bagnarsi nell'acqua e sarà impuro fino alla sera. Se un oggetto si trova sul letto, su qualche cosa su cui lei si è seduta, chiunque toccherà questo oggetto sarà impuro fino alla sera. Se un uomo ha un rapporto intimo con lei, l'impurità mestruale viene a contatto con lui. Egli resterà impuro per 7 giorni e ogni giaciglio sul quale si coricherà resterà impuro. La donna che ha un flusso di sangue per molti giorni, fuori del tempo delle mestruazioni, o chi lo abbia più del normale, sarà impura per tutto il tempo del flusso, come durante le sue mestruazioni. Ogni giaciglio sul quale si coricherà durante tutto il tempo del flusso sarà per lei come il giaciglio sul quale si corica quando ha le mestruazioni. Ogni oggetto sul quale siederà sarà impuro, come lo è quando lei ha le mestruazioni. Chiunque toccherà quelle cose sarà impuro, dovrà lavarsi le vesti, bagnarsi nell'acqua e sarà impuro fino a sera. Se sarà guarita dal suo flusso, conterà 7 giorni e poi sarà pura. L'8° giorno prenderà 2 tortore o 2 colombi e li porterà al sacerdote, all'ingresso della terra del convento. Il sacerdote ne offrirà uno come sacrificio per il peccato e l'altro come olocausto, e compirà per lei il rito espiatorio davanti al Signore per il flusso che la rendeva impura. Avvertite gli israeliti di ciò che potrebbe renderli impuri, perché non muoiono per la loro impurità, qualora rendessero impura la mia dimora che è in mezzo a loro. Questa è la legge per colui che ha la gonorrea o ha avuto un'emissione seminale che lo rende impuro. E la legge per colei che è indisposta a causa delle mestruazioni, cioè per l'uomo o per la donna che abbiano il flusso e per l'uomo che si corichi con una donna in stato di impurità. Il Signore parlò a Mosè dopo che i 2 figli di Aaronne erano morti mentre si presentavano davanti al Signore. Il Signore disse a Mosè: parla ad Aaronne, tuo fratello. Non entri in qualunque tempo nel santuario oltre il velo, davanti al propiziatorio che sta sull'arca, affinché non muoia, quando io apparirò in mezzo alla nube sul propiziatorio. Aaronne entrerà nel santuario in questo modo: con un giovenco per il sacrificio per il peccato e un ariete per l'olocausto. Si metterà la tunica sacra di lino, indosserà sul corpo il calzone di lino, si cingerà della cintura di lino e si metterà in capo il turbante di lino. Sono queste le vesti sacre che indosserà dopo essersi lavato il corpo con l'acqua. Dalla comunità degli israeliti prenderà 2 capri per il sacrificio per il peccato e un ariete per l'olocausto. Aaronne offrirà il proprio giovenco del sacrificio per il peccato
e compirà il rito espiatorio per sé e per la sua casa. Poi prenderà i 2 capri e li farà stare davanti al Signore all'ingresso della tenda del convegno e getterà le sorti su 2 capri, un capro destinato al Signore e l'altro ad Azazel. Aronne farà quindi avvicinare il capro che è toccato in sorte al Signore e lo offrirà in sacrificio per il peccato. Invece il capro che è toccato in sorte ad Azazel sarà posto vivo davanti al Signore perché si compia il rito espiatorio su di esso e sia mandato poi ad Azazel nel deserto. Aronne offrirà il proprio giovenco del sacrificio per il peccato e compirà il rito espiatorio per sé e per la sua casa e scannerà il proprio giovenco del sacrificio per il peccato. Poi prenderà l'incensiere pieno di brace, tolta davanti all'altare al Signore, e 2 manciate di incenso aromatico fine. Porterà ogni cosa oltre il velo. Metterà l'incenso sul fuoco davanti al Signore e la nube di incenso coprirà il propiziatorio che sta sulla testimonianza affinché non muoia. Poi prenderà un po' del sangue del giovenco e ne aspergerà con il dito il propiziatorio dal lato orientale e farà 7 volte l'aspersione del sangue con il dito davanti al propiziatorio. Poi scannerà il capro del sacrificio per il peccato, quello per il popolo, e ne porterà il sangue oltre il velo. Farà con questo sangue quello che ha fatto con il sangue del giovenco. Lo aspergerà sul propiziatorio e davanti al propiziatorio. Così purificherà il santuario dalle impurità degli israeliti e dalle loro ribellioni, insieme a tutti i loro peccati. Lo stesso farà per la tenda del convegno che si trova fra di loro, in mezzo alle loro impurità. Nessuno dovrà trovarsi nella tenda del convegno, da quando egli entrerà nel santuario per compiere il rito espiatorio, fino a quando non sarà uscito e non avrà compiuto il rito espiatorio per sé, per la sua casa e per tutta la comunità di Israele. Uscito dunque verso l'altare, che è davanti al Signore, lo purificherà. Prenderà un po' del sangue del giovenco e del sangue del capro e lo spalmerà sui corni intorno all'altare. Farà per 7 volte l'aspersione del sangue con il dito sopra l'altare. Così lo purificherà, lo santificherà dalle impurità degli israeliti. Quando avrà finito di purificare il santuario, la tenda del convegno e l'altare, farà accostare il capro vivo. Aronne poserà entrambe le mani sul capo del capro vivo, confesserà su di esso tutte le colpe degli israeliti, tutte le loro trasgressioni, tutti i loro peccati li riverserà sulla testa del capro. Poi, per mano di un uomo incaricato di ciò, lo manderà via nel deserto. Così il capro porterà sopra di sé tutte le colpe in una regione remota ed egli invierà il capro nel deserto. Poi Aronne entrerà nella tenda del convegno, si toglierà le vesti di lino che aveva indossato per entrare nel santuario e le deporrà in quel luogo. Laverà il suo corpo nell'acqua in un luogo santo, indosserà le sue vesti e uscirà ad offrire il suo olocausto e l'olocausto del popolo e compirà il rito espiatorio per sé e per il popolo. E farà bruciare sull'altare le parti grasse della vittima del sacrificio per il peccato. Colui che avrà inviato il capro destinato ad Azazel si laverà le vesti, laverà il suo corpo nell'acqua, dopo rientrerà nell'accampamento.
Farà portare fuori dall'accampamento il giovenco del sacrificio per il peccato e il capro del sacrificio per il peccato, il cui sangue è stato introdotto nel santuario per compiere il rito espiatorio. Se ne bruceranno nel fuoco la pelle, la carne e gli escrementi. Colui che li avrà bruciati dovrà lavarsi le vesti e bagnarsi il corpo nell'acqua. Dopo rientrerà nell'accampamento. Questa sarà per voi una legge perenne. Nel 7° mese del 10° giorno del mese vi umilierete, vi asterrete da qualsiasi lavoro, sia colui che è nativo del paese, sia il forestiero che soggiorna in mezzo a voi, poiché in quel giorno si compirà il rito espiatorio per voi, al fine di purificarvi da tutti i vostri peccati. Sarete purificati davanti al Signore. Sarà per voi un sabato di riposo assoluto e voi vi umilierete. È una legge perenne. Compirà il rito espiatorio il sacerdote che ha ricevuto l'unzione e l'investitura per succedere nel sacerdozio al posto di suo padre. Si vestirà delle vesti di lino e delle vesti sacre. Purificherà la parte più santa del santuario. Purificherà la tenda del convegno e l'altare. Farà l'espiazione per i sacerdoti e per tutto il popolo della comunità. Questa sarà per voi una legge perenne. Una volta all'anno si compirà il rito espiatorio in favore degli israeliti per tutti i loro peccati. E si fece come il Signore aveva ordinato a Mosè. Il Signore parlò a Mosè e disse: parla ad Aronne, ai suoi figli e a tutti gli israeliti, dicendo loro: questo il Signore ha ordinato. Ogni israelita che scanni un giovenco o un agnello o una capra entro l'accampamento o fuori dell'accampamento e non lo porti all'ingresso della tenda del convegno per presentarlo come offerta al Signore davanti alla dimora del Signore, sarà considerato colpevole di delitto di sangue. Ha sparso il sangue e quest'uomo sarà eliminato dal suo popolo. Perciò gli israeliti, invece di immolare come fanno le loro vittime nei campi, le presenteranno in onore del Signore portandole al sacerdote all'ingresso della tenda del convegno e le immoleranno in onore del Signore come sacrifici di comunione. Il sacerdote ne espanderà il sangue sull'altare del Signore all'ingresso della tenda del convegno e farà bruciare il grasso come profumo gradito in onore del Signore. Essi non offriranno più i loro sacrifici ai satiri, ai quali sogliono prostituirsi. Questa sarà per loro una legge perenne di generazione in generazione. Dirai loro ancora: ogni uomo, israelita o straniero dimorante in mezzo a loro, che offra un olocausto o un sacrificio senza portarlo all'ingresso della tenda del convegno per offrirlo in onore del Signore, quest'uomo sarà eliminato dal suo popolo. Ogni uomo israelita o uno straniero dimorante in mezzo a loro, che mangi di qualsiasi specie di sangue contro di lui che ha mangiato il sangue, io volgerò il mio volto e lo eliminerò dal suo popolo. Poiché la vita della carne è nel sangue, perciò vi ho concesso di porlo sull'altare in espiazione per le vostre vite, perché il sangue espia, in quanto è la vita. Perciò ho detto agli israeliti: nessuno tra voi mangerà il sangue, neppure lo straniero che dimora fra voi mangerà sangue. Se qualcuno degli israeliti o degli stranieri che dimorano fra di loro prende alla caccia un animale o un uccello che si potrà mangiare, ne deve spargere il sangue e coprirlo di terra, perché la vita di ogni essere vivente è il suo sangue, in quanto è la sua vita. Perciò ho ordinato agli israeliti: non mangerete sangue di alcuna specie di essere vivente,
perché il sangue è la vita di ogni carne. Chiunque ne mangerà sarà eliminato. Ogni persona, nativa o straniera, che mangi carne di bestia morta naturalmente o sbranata, dovrà lavarsi le vesti, bagnarsi nell'acqua e resterà impura fino alla sera. Allora sarà pura. Ma se non si lava le vesti e il corpo, porterà la pena della sua colpa. Il Signore parlò a Mosè e disse: parla agli Israeliti dicendo loro: io sono il Signore, vostro Dio. Non farete come si fa nella terra d'Egitto dove avete abitato, né farete come si fa nella terra di Canaan dove vi conduco, né imiterete i loro costumi. Metterete invece in pratica le mie prescrizioni e osserverete le mie leggi, seguendole. Io sono il Signore vostro Dio. Osserverete dunque le mie leggi e le mie prescrizioni, mediante le quali chiunque le metterà in pratica vivrà. Io sono il Signore. Nessuno si accosterà a una consanguinea per scoprire la sua nudità. Io sono il Signore. Non scoprirai la nudità di tuo padre né la nudità di tua madre e tua madre. Non scoprirai la sua nudità. Non scoprirai la nudità di tua moglie e di tuo padre e la nudità di tuo padre. Non scoprirai la nudità di tua sorella, figlia di tuo padre o figlia di tua madre, nata in casa o fuori. Non scoprirai la loro nudità. Non scoprirai la nudità della figlia di tuo figlio o della figlia di tua figlia, perché è la tua proprietà nudità. Non scoprirai la nudità della figlia di tua moglie, di tuo padre. Top. Il Signore parlò a Mosè e disse: parla agli Israeliti dicendo loro: io sono il Signore vostro Dio. Non farete come si fa nella terra d'Egitto dove avete abitato, né farete come si fa nella terra di Canaan dove io vi conduco, né imiterete i loro costumi. Metterete invece in pratica le mie prescrizioni e osserverete le mie leggi, seguendole. Io sono il Signore vostro Dio. Osserverete dunque le mie leggi e le mie prescrizioni, mediante le quali chiunque le metterà in pratica vivrà. Io sono il Signore. Nessuno si accosterà a una sua consanguinea per scoprire la sua nudità. Io sono il Signore. Non scoprirai la nudità di tuo padre né la nudità di tua madre e tua madre. Non scoprirai la sua nudità. Non scoprirai la nudità di tua moglie, di tuo padre o la nudità di tuo padre. Non scoprirai la nudità di tua sorella, figlia di tuo padre o figlia di tua madre, nata in casa o fuori. Non scoprirai la loro nudità. Non scoprirai la nudità della figlia di tuo figlio o della figlia di tua figlia, perché è la tua propria nudità. Non scoprirai la nudità della figlia di una moglie di tuo padre, generata da tuo padre, e tua sorella. Non scoprirai la sua nudità. Non scoprirai la nudità della sorella di tuo padre, e carne di tuo padre. Non scoprirai la nudità della sorella di tua madre, perché è carne di tua madre. Non scoprirai la nudità del fratello di tuo padre, avendo rapporti con sua moglie, e tua zia. Non scoprirai la nudità di tua nuora e la moglie di tuo figlio. Non scoprirai la sua nudità. Non scoprirai la nudità di tua cognata e la nudità di tuo fratello. Non scoprirai la nudità di una donna e di sua figlia,
Non prenderai la figlia di suo figlio né la figlia di sua figlia per scoprirne la nudità. Sono parenti carnali. È un'infamia. Non prenderai in sposa la sorella di tua moglie, perché non suscitare rivalità, scoprendo la sua nudità mentre è una moglie in vita. Non ti accosterai a donna per scoprire la sua nudità durante l'impurità mestruale. Non darai il tuo giaciglio alla moglie del tuo prossimo, rendendoti impuro con lei. Non consegnerai alcuno dei tuoi figli per farlo passare a Moloch, e non prenderai il nome del tuo Dio. Io sono il Signore. Non ti corricherai con un uomo come si fa con una donna, è cosa abominevole. Non darai il tuo giaciglio a una bestia per contaminarti con essa. Così nessuna donna si metterà con un animale per accoppiarsi. È una perversione. Non rendetevi impuri con nessuna di tali pratiche, poiché con tutte queste cose si sono rese impure le nazioni, che io sto per scacciare davanti a voi. La terra ne è stata resa impura. Per questo ho punito la sua colpa, e la terra ha vomitato i suoi abitanti. Voi dunque osserverete le mie leggi e le mie prescrizioni e non commetterete nessuna di queste pratiche abominevoli. Né colui che è nativo della terra, né il forestiero che dimora in mezzo a voi. Poiché tutte queste cose abominevoli le ha commesse la gente che vi era prima di voi, e la terra è divenuta impura. Che la terra non vomiti anche voi per averla resa impura, come ha vomitato chi l'abitava prima di voi, perché chiunque praticherà qualcuna di queste abominazioni, ogni persona che le commetterà sarà eliminata dal suo popolo. Osserverete dunque i miei ordini e non seguirete alcuno di quei costumi abominevoli che sono stati praticati prima di voi, e non vi renderete impuri a causa di essi. Io sono il Signore, vostro Dio. Il Signore parlò a Mosè e disse: parla a tutta la comunità degli Israeliti dicendo loro: siate santi perché io, il Signore, vostro Dio, sono santo. Ognuno di voi rispetti sua madre e suo padre. Osservate i miei sabati. Io sono il Signore, vostro Dio. Non rivolgetevi agli idoli e non fate divinità di metallo fuso. Io sono il Signore, vostro Dio. Quando immolerete al Signore una vittima in sacrificio di comunione, offritela in modo da essergli graditi. La si mangerà il giorno stesso che l'avrete immolata o il giorno dopo, cioè che avanzerà ancora al terzo giorno, lo brucerete nel fuoco. Se invece si mangiasse il terzo giorno sarebbe avariato. Il sacrificio non sarebbe gradito. Chiunque ne mangiasse porterebbe la pena della sua colpa, perché profanerebbe ciò che è sacro al Signore. Quella persona sarebbe eliminata dal suo popolo. Quando mieterete la messa delle vostre terre, non mieterete fino ai margini del campo, né raccoglierete ciò che resta da spigolare dalle messe. Quanto alla tua vigna, non coglierai i racimoli, non raccoglierai gli acini caduti, li lascerai per il povero e per il forestiero. Io sono il Signore vostro Dio. Non ruberete né userete inganno o menzogna a danno del prossimo. Non giurerete il falso, servendovi del mio nome. Profaneresti il nome del tuo Dio. Io sono il Signore. Non opprimerai il tuo prossimo, né lo spoglierai di ciò che è suo.
non tratterai il salario del bracciante al tuo servizio fino al mattino dopo. Non maledirai il sordo, né metterai inciampo davanti al cieco, ma temerai il tuo Dio. Io sono il Signore. Non commetterete ingiustizia in giudizio. Non tratterai con parzialità il povero, né userai preferenze verso il potente. Giudicherai il tuo prossimo con giustizia. Non andrai in giro a spargere calunnie fra il tuo popolo, né coopererai alla morte del tuo prossimo. Io sono il Signore. Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello. Rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti caricherai di un peccato per lui. Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore, osserverete le mie leggi. Non accoppierai bestie di specie differenti. Non seminerai il tuo campo con due specie di seme, né porterai veste tessuta di due specie diverse. Se un uomo ha rapporti con una donna schiava, ma promessa ad un altro uomo, benché non sia stata ancora né riscattata né affrancata, dovrà pagare un risarcimento. I colpevoli però non saranno messi a morte perché lei non era affrancata. L'uomo condurrà il Signore all'ingresso della tenda del convegno in sacrificio di riparazione un ariete. Con questo ariete di riparazione il sacerdote compirà per lui il rito espiatorio davanti al Signore. Per il peccato da lui commesso, il peccato commesso gli sarà perdonato. Quando sarete entrati nella terra e vi avrete piantato ogni sorta di alberi da frutto, ne considerete i frutti come non circoncisi. Per 3 anni saranno per voi come non circoncisi. Non se ne dovrà mangiare. Nel 4° anno tutti i loro frutti saranno consacrati al Signore come dono festivo. Nel 5° anno mangerete il frutto di quegli alberi. Così essi continueranno a produrre per voi. Io sono il Signore vostro Dio. Non mangerete carne con il sangue. Non praticherete alcuna sorta di divinazione o di magia. Non vi taglierete in tondo il margine dei capelli, né deturperai ai margini della tua barba. Non vi farete incisioni sul corpo per un defunto, né vi farete segni di tatuaggio. Io sono il Signore. Non profanare tua figlia prostituendola, perché il paese non si dia alla prostituzione e non si riempia di infamia. Osserverete i miei sabati e porterete rispetto al mio santuario. Io sono il Signore. Vi rivolgerete ai negromanti né agli indovini. Non li consultate per non rendervi impuri per mezzo loro. Io sono il Signore vostro Dio. Alzati davanti a chi ha i capelli bianchi, onora la sua persona del vecchio e temi il tuo Dio. Io sono il Signore. Quando un forestiero dimorerà presso di voi nella vostra terra, non lo opprimerete. Il forestiero dimorante fra voi lo tratterete come colui che è nato fra voi. Tu l'amerai come te stesso, perché anche voi siete stati forestieri in terra d'Egitto. Io sono il Signore, vostro Dio. Non commetterete ingiustizia nei giudizi, nelle misure di lunghezza, nei pesi o nelle misure di capacità. Avrete bilance giuste, pesi giusti, efa giusta, hin giusto. Io sono il Signore vostro Dio, che vi ho fatto uscire dalla terra d'Egitto. Osserverete dunque tutte le mie leggi e tutte le mie prescrizioni e le metterete in pratica. Io sono il Signore. Il Signore parlò a Mosè e disse: dirai agli Israeliti: chiunque tra gli Israeliti
o tra i forestieri che dimorano in Israele darà qualcuno dei suoi figli a Moloch, dovrà essere messo a morte. Il popolo della terra lo lapiderà. Anch'io volgerò il mio volto contro quell'uomo e lo eliminerò dal suo popolo, perché ha dato qualcuno dei suoi figli a Moloch, con l'intenzione di rendere impuro il mio santuario e profanare il mio santo nome. Se il popolo della terra chiude gli occhi quando quell'uomo dà qualcuno dei suoi figli a Moloch e non lo mette a morte, io volgerò il mio volto contro quell'uomo e contro la sua famiglia e eliminerò dal suo popolo colui con quanti si danno all'idolatria come lui, prostituendosi a venerare Moloch. Se un uomo si rivolge ai necromanti e agli indovini per darsi alle superstizioni dietro a loro, io volgerò il mio volto contro quella persona, la eliminerò dal suo popolo. Santificatevi dunque e siate santi, perché io sono il Signore vostro Dio. Osservate le mie leggi e mettetele in pratica. Io sono il Signore che vi santifica. Chiunque maledice suo padre o sua madre dovrà essere messo a morte. Ha maledetto suo padre o sua madre. Il suo sangue ricadrà su di lui. Se uno commette adulterio con la moglie del suo prossimo, l'adultero e l'adultera dovranno essere messi a morte. Se uno ha rapporti con una moglie di suo padre e egli scopre la nudità del padre, tutti e due dovranno essere messi a morte. Il loro sangue ricadrà su di loro. Se uno ha rapporti con la nuora, tutti e due dovranno essere messi a morte. Hanno commesso una perversione, il loro sangue ricadrà su di loro. Se uno ha rapporti con un uomo come con una donna, tutti e due hanno commesso un abominio. Dovranno essere messi a morte, il loro sangue ricadrà su di loro. Se uno prende in moglie la figlia e la madre, è un'infamia. Si bruceranno con il fuoco lui e loro, perché non ci sia fra voi tale delitto. L'uomo che si accoppia con una bestia dovrà essere messo a morte. Dovrete uccidere anche la bestia. Se una donna si accosta a una bestia per accoppiarsi con essa, ucciderà la donna e la bestia. Tutte e due dovranno essere messe a morte. Il loro sangue cadrà su di loro. Se uno prende la propria sorella, figlia di suo padre o figlia di sua madre, e vede la nudità di lei e lei vede la nudità di lui, è un disonore. Tutti e due saranno eliminati alla presenza dei figli del loro popolo. Quel tale ha scoperto la nudità della propria sorella, dovrà portare la pena della sua colpa. Se uno ha un rapporto con una donna durante le sue mestruazioni e ne scopre la nudità, quel tale ha scoperto il flusso di lei e lei ha scoperto il flusso del proprio sangue. Perciò tutti e due saranno eliminati dal loro popolo. Non scoprirai la nudità della sorella di tua madre o della sorella di tuo padre. Chi lo fa scopre la sua stessa carne. Tutti e due porteranno la pena della loro colpa. Se uno ha rapporti con la moglie di suo zio, scopre la nudità di suo zio. Tutti e due porteranno la pena del loro peccato. Dovranno morire senza figli. Se uno prende la moglie del fratello, è un'impurità. Egli ha scoperto la nudità del fratello. Non avranno figli. Osserverete dunque tutte le mie leggi e tutte le mie prescrizioni e le metterete in pratica, perché la terra dove io vi conduco per abitarla non vi vomiti. Non seguirete le usanze delle nazioni che io sto per scacciare dinanzi a voi. Esse hanno fatto tutte quelle cose, perciò ho disgusto di esse e vi ho detto: voi possederete il loro suolo, ve lo darò in proprietà. È una terra dove scorrono latte
e miele. Io, il Signore, vostro Dio, vi ho separato dagli altri popoli. Farete dunque distinzione tra animali puri e impuri, fra uccelli impuri e puri, e non vi contaminerete mangiando animali, uccelli o esseri che strisciano sulla terra, e che io vi ho fatto separare come impuri. Sarete santi per me, poiché io, il Signore, sono santo, e vi ho separato dagli altri popoli perché siate miei. Se uomo o donna in mezzo a voi eserciteranno la negromanzia o la divinazione, dovranno essere messi a morte. Saranno lapidati e il loro sangue ricadrà su di loro. Il Signore disse a Mosè: parla ai sacerdoti, figli di Aaron, dicendo loro: un sacerdote non dovrà rendersi impuro per il contatto con un morto della sua parentela, se non per un suo parente stretto, cioè per sua madre, suo padre, suo figlio, sua figlia, suo fratello e sua sorella ancora vergine, che viva con lui e non sia ancora maritata. Per questa può esporsi all'impurità. Come marito non si renda impuro per la sua parentela, profanando se stesso. I sacerdoti non si faranno tonsure sul capo, né si raderanno ai margini la barba, né si faranno incisioni sul corpo. Saranno santi per il loro Dio e non profaneranno il nome del loro Dio, perché sono loro che presentano al Signore sacrifici consumati dal fuoco, pane del loro Dio. Perciò saranno santi. Non prenderanno in moglie una prostituta o una già disonorata, né una donna ripudiata dal marito. Infatti il sacerdote è santo per il suo Dio. Tu considererai dunque il sacerdote come santo, perché egli offre il pane del tuo Dio. Sarà per te santo perché io, il Signore, che vi santifico, sono santo. Se la figlia di un sacerdote si disonora prostituendosi, disonora suo padre. Sarà arsa con il fuoco. Il sacerdote, quello che è il sommo tra i suoi fratelli, sul capo del quale è stato versato l'olio dell'unzione e ha ricevuto l'investitura, indossando le vesti sacre, non dovrà scamigliarsi i capelli né stracciarsi le vesti. Non si avvicinerà ad alcun cadavere. Non potrà rendersi impuro neppure per suo padre e per sua madre. Non uscirà dal santuario e non profanerà il santuario del suo Dio, perché la consacrazione è su di lui mediante l'olio dell'unzione del suo Dio. Io sono il Signore. Sposerà una vergine. Non potrà sposare né una vedova, né una divorziata, né una disonorata, né una prostituta, ma prenderà in moglie una vergine della sua parentela. Così non disonorerà la sua discendenza tra la sua parentela, poiché io sono il Signore che lo santifico. Il Signore parlò a Mosè e disse: parla ad Aaron dicendo: nelle generazioni future nessun uomo della tua stirpe che abbia qualche deformità potrà accostarsi ad offrire il pane del suo Dio, perché nessun uomo che abbia sfregiato o un deforme, che abbia una frattura al piede o alla mano, né un gobbo né un nano, né che abbia una macchia nell'occhio o la scabbia o piaghe purulente o i testicoli schiacciati. Nessun uomo della stirpe del sacerdote Aaron con qualche deformità si accosterà per presentare sacrifici consumati dal fuoco in onore del Signore. Ha un difetto. Non si accosti quindi per offrire il pane del suo Dio. Potrà mangiare il pane del suo Dio, le cose sacrosante e le cose sante, ma non potrà avvicinarsi al velo né accostarsi all'altare perché ha una deformità.
non dovrà profanare i miei luoghi santi, perché io sono il Signore che li santifico. Così Mosè parlò ad Aronne, ai suoi figli e a tutti gli israeliti. Il Signore parlò ad Aronne e disse: parla ad Aronne e ai suoi figli, trattino con rispetto le offerte sante degli israeliti e non profanino il mio santo nome, perché sono offerte consacrate a me. Io sono il Signore. Di loro, nelle generazioni future, ogni uomo della vostra discendenza che si accosterà in stato di impurità alle offerte sante, consacrate dagli israeliti in onore del Signore, sarà eliminato dalla mia presenza. Io sono il Signore. Nessun uomo della stirpe di Aronne affetto da lebbra o gonorrea potrà mangiare le offerte sante finché non sia puro. Così sarà per chi toccherà qualsiasi cosa impura a causa di un cadavere o per chi avrà perdite seminali, oppure per chi toccherà un rettile che lo rende impuro o una persona che lo rende impuro, qualunque sia la sua impurità. Colui che avrà avuto tali contatti resterà impuro fino alla sera e non mangerà le offerte sante prima di essersi lavato il corpo nel latte. Dopo il tramonto del sole sarà puro e allora potrà mangiare le offerte sante, perché esse sono il suo cibo. Non mangerà carne di bestia morta, naturalmente o sbranata, per non rendersi impuro. Io sono il Signore. Osserveranno dunque ciò che ho comandato, altrimenti porteranno la pena del loro peccato e moriranno per aver commesso profanazione. Io sono il Signore che li santifico. Nessun profano mangerà le offerte sante, né l'ospite di un sacerdote né il salariato potrà mangiare le offerte sante, ma una persona che il sacerdote avrà comprato con il proprio denaro ne potrà mangiare, così anche lo schiavo che egli è nato in casa. Costoro potranno mangiare il suo cibo. Se la figlia di un sacerdote è sposata con un profano, non potrà mangiare del contributo delle offerte sante. Se invece la figlia del sacerdote è rimasta vedova o è stata ripudiata e non ha figli, ed è tornata ad abitare da suo padre come quando era giovane, potrà mangiare il cibo del padre, ma nessun profano potrà mangiarne. Se uno mangia inavvertitamente di un'offerta santa, darà al sacerdote il valore dell'offerta santa, aggiungendovi un quinto. I sacerdoti non profaneranno dunque le offerte sante degli israeliti, che essi prelevano per il Signore, e non faranno portare il loro peso della colpa di cui si renderebbero colpevoli, mangiando le loro offerte sante, poiché io sono il Signore che li santifico. Il Signore parlò a Mosè e disse: parla ad Aronne, ai suoi figli e a tutti gli israeliti, dicendo loro: chiunque della casa di Israele o dei forestieri dimoranti in Israele presenterà la sua offerta per qualsiasi voto o dono spontaneo da presentare come olocausto in onore del Signore. Per essere gradito dovrà offrire un maschio senza difetto di bovini, di pecore o di capre. Non offrirete nulla con qualche difetto, perché non sarebbe gradito. Se qualcuno presenterà al Signore in sacrificio di comunione un bovino o un ovino, sia per adempiere un voto, sia come offerta spontanea, la vittima, perché sia gradita, dovrà essere perfetta e non avere alcun difetto. Non presenterete in onore del Signore nessuna vittima cieca o storpia, o mutilata o con ulcere, o con la scabbia o con piaghe purulente. Non ne farete sull'altare un sacrificio consumato dal fuoco in onore del Signore. Un capo di bestiame grosso o minuto che sia, deforme o atrofizzato, potrai offrirlo come dono spontaneo, ma non sarà gradito come sacrificio votivo.
Non offrirete al Signore un animale con i testicoli ammaccati o contusi o strappati o tagliati. Tali cose non farete nella vostra terra, né prenderete dalle mani dello straniero alcuna di queste vittime per offrirla come cibo in onore del vostro Dio. Essendo mutilate e difettose non sarebbero gradite a vostro favore. Il Signore parlò a Mosè e disse: quando nascerà un vitello, un agnello, un capretto, starà 7 giorni presso la madre, ma dall'8° giorno in poi sarà gradito come vittima da consumare con il fuoco per il Signore. Non scannerete mucca o pecora lo stesso giorno con il suo piccolo. Quando offrirete al Signore un sacrificio di ringraziamento, offritelo in modo che sia gradito. La vittima sarà mangiata il giorno stesso. Non ne farete avanzare nulla fino al mattino. Io sono il Signore. Osserverete dunque i miei comandi e li metterete in pratica. Io sono il Signore. Non profanerete il mio santo nome affinché io sia santificato in mezzo agli israeliti. Io sono il Signore che vi santifico, che vi ho fatto uscire dalla terra d'Egitto per essere vostro Dio. Io sono il Signore. Il Signore parlò a Mosè e disse: parla ad Aronne e ai suoi figli, trattino con rispetto le offerte sante degli israeliti e non profanino il mio santo nome, perché sono offerte consacrate a me. Io sono il Signore. Di loro: nelle generazioni future ogni uomo della vostra discendenza che si accosterà in stato di impurità alle offerte sante, consacrate dagli israeliti in onore del Signore, sarà eliminato dalla mia presenza. Io sono il Signore. Nessun uomo della stirpe di Aronne, affetto da lebbra o da gonorrea, potrà mangiare le offerte sante finché non sia puro. Così sarà per chi toccherà qualsiasi cosa impura, a causa di un cadavere o perché avrà perdite seminali, oppure per chi toccherà un rettile che lo rende impuro, o una persona che lo rende impuro, qualunque sia la sua impurità. Colui che avrà avuto tali contatti resterà impuro fino alla sera e non mangerà le offerte sante prima di essersi lavato il corpo nell'acqua. Dopo il tramonto del sole sarà puro e allora potrà mangiare le offerte sante, perché esse sono il suo cibo. Non mangerà carne di bestia morta naturalmente o sbranata, per non rendersi impuro. Io sono il Signore. Osserveranno dunque ciò che ho comandato, altrimenti porteranno la pena del loro peccato e moriranno per aver commesso profanazioni. Io sono il Signore che li santifico. Nessun profano mangerà le offerte sante, né l'ospite di un sacerdote né il salariato potrà mangiare le offerte sante. Ma una persona che il sacerdote avrà comprato con il proprio denaro ne potrà mangiare, e così anche lo schiavo che gli è nato in casa. Costoro potranno mangiare il suo cibo. Se la figlia di un sacerdote è sposata con un profano, non potrà mangiare del contributo delle offerte sante. Se invece la figlia del sacerdote è rimasta vedova o è stata ripudiata e non ha figli, ed è tornata ad abitare da suo padre come quando era giovane, potrà mangiare il cibo del padre, ma nessun profano potrà mangiarne. Se uno mangia inavvertitamente di un'offerta santa, darà al sacerdote il valore dell'offerta santa, aggiungendovi un quinto. I sacerdoti non profaneranno dunque le offerte sante degli israeliti, che essi prelevano per il Signore, e non faranno portare loro il peso della colpa di cui si renderebbero colpevoli, mangiando le loro offerte sante, poiché
io sono il Signore, che li santifico. Il Signore parlò a Mosè e disse: parla ad Aronne, ai suoi figli, a tutti gli israeliti, dicendo loro: chiunque della casa di Israele o dei forestieri dimoranti in Israele presenterà la sua offerta per qualsiasi voto o dono spontaneo da presentare come olocausto in onore del Signore, per essere gradito dovrà offrire un maschio senza difetto di bovini, di pecore o di capre. Non offrirete nulla con qualche difetto, perché non sarebbe gradito. Se qualcuno presenterà al Signore in sacrificio di comunione un bovino o un ovino, sia per adempiere un voto, sia come offerta spontanea, la vittima, perché sia gradita, dovrà essere perfetta e non avere alcun difetto. Non presenterete in onore del Signore nessuna vittima cieca o storpia, o mutilata o con ulcere, o con la scabbia o con piaghe purulente. Non ne farete sull'altare un sacrificio consumato dal fuoco in onore del Signore. Un capo di bestiame grosso o minuto, che sia deforme o atrofizzato, potrà offrirlo come dono spontaneo, ma non sarà gradito come sacrificio votivo. Non offrirete al Signore un animale con i testicoli ammaccati o contusi, o strappati o tagliati. Tali cose non farete nella vostra terra, né prenderete dalle mani dello straniero alcune di queste vittime per offrirla come cibo in onore del vostro Dio. Essendo mutilate, difettose, non sarebbero gradite a vostro favore. Il Signore parlò a Mosè e disse: quando nascerà un vitello o un agnello o un capretto, starà 7 giorni presso la madre. Dall'8° giorno in poi sarà gradito come vittima da consumare con il fuoco per il Signore. Non scannerete mucca o pecora lo stesso giorno con il suo piccolo. Quando offrirete al Signore un sacrificio di ringraziamento, offritelo in modo che sia gradito. La vittima sarà mangiata il giorno stesso. Non ne farete avanzare nulla fino al mattino. Io sono il Signore. Osserverete dunque i miei comandi e li metterete in pratica. Io sono il Signore. Non profanerete il mio santo nome, affinché io sia santificato in mezzo agli israeliti. Io sono il Signore che vi santifico, che vi ho fatto uscire dalla terra d'Egitto per essere vostro Dio. Io sono il Signore. Il Signore parlò a Mosè e disse: parla agli israeliti dicendo loro: ecco le solennità del Signore, nelle quali convocherete riunioni sacre. Queste sono le mie solennità. Durante 6 giorni si attenderà al lavoro, ma il 7° giorno è sabato, giorno di assoluto riposo e di riunione sacra. Non farete in esso lavoro alcuno. È un sabato in onore del Signore in tutti i luoghi dove abiterete. Queste sono le solennità del Signore, le riunioni sacre che convocherete nei tempi stabiliti. Il primo mese, al 14° giorno, al tramonto del sole, sarà la Pasqua del Signore. Il 15 dello stesso mese sarà la festa degli Azimi, in onore del Signore. Per 7 giorni mangerete pane senza lievito. Nel primo giorno avrete una riunione sacra. Non farete alcun lavoro servile. Nel primo giorno avrete una riunione sacra. Il Signore parlò a Mosè e disse: parla agli israeliti dicendo loro:
ecco le solennità del Signore, nelle quali convocherete riunioni sacre. Queste sono le mie solennità. Durante 6 giorni si attenderà al lavoro, ma il 7° giorno è sabato, giorno di assoluto riposo e di riunione sacra. Non farete in esso lavoro alcuno. È un sabato in onore del Signore, in tutti i luoghi dove abiterete. Queste sono le solennità del Signore, le riunioni sacre che convocherete nei tempi stabiliti. Il primo mese, al 14° giorno, al tramonto del sole, sarà la Pasqua del Signore. Il 15 dello stesso mese sarà la festa degli Agili, in onore del Signore. Per 7 giorni mangerete pane senza lievito. Nel primo giorno avrete una riunione sacra. Non farete alcun lavoro servile. Per 7 giorni offrirete al Signore sacrifici consumati dal fuoco. Il 7° giorno vi sarà una riunione sacra. Non farete alcun lavoro servile. Il Signore parlò a Mosè e disse: parla agli Israeliti dicendo loro: quando sarete entrati nella terra che io vi do e vi mieterete la messe, porterete al sacerdote un covone come primizia del vostro raccolto. Il sacerdote eleverà il covone davanti al Signore, perché sia gradito per il vostro bene. Il sacerdote lo eleverà il giorno dopo il sabato. Quando farete il rito di elevazione del covone, offrirete un agnello di 1 anno, senza difetto, per l'olocausto in onore del Signore, insieme a un'oblazione di 2 decimi di efa di fior di farina impastata con olio. È un sacrificio consumato dal fuoco, profumo gradito in onore del Signore. La libagione sarà di 1/4 di hin di vino. Non mangerete pane né grano abbrustolito né grano novello. Prima di quel giorno, prima di aver portato l'offerta del vostro Dio. Sarà per voi una legge perenne, di generazione in generazione, in tutti i luoghi dove abiterete. Dal giorno dopo il sabato, cioè dal giorno in cui avrete portato il covone per il rito di elevazione, conterete 7 settimane complete. Conterete 50 giorni fino all'indomani del 7° sabato e offrirete al Signore una nuova oblazione. Porterete dai luoghi dove abiterete 2 pani per offerta con rito di elevazione. Saranno di 2 decimi di efa di fior di farina e li farete cuocere lievitati. Sono le primizie in onore del Signore. Oltre quei pani offrirete 7 agnelli dell'anno, senza difetto, un giovenco e 2 arieti. Saranno un olocausto per il Signore, insieme con la loro oblazione e le loro libagioni. Sarà un sacrificio di profumo gradito, consumato dal fuoco in onore del Signore. Offrirete un capro in sacrificio per il peccato e 2 agnelli dell'anno in sacrificio di comunione. Il sacerdote presenterà gli agnelli insieme al pane delle primizie, con il rito di elevazione davanti al Signore. Tanto i pani quanto i 2 agnelli consacrati al Signore saranno riservati al sacerdote. Proclamerete in quello stesso giorno una festa e convocherete una riunione sacra. Non farete alcun lavoro servile. Sarà per voi una legge perenne, di generazione in generazione, in tutti i luoghi dove abiterete. Quando mieterai la messe della vostra terra, non mieterai fino al margine del campo e non raccoglierai ciò che resta da spigolare del tuo raccolto. Lo lascerai per il povero e per il forestiero. Io sono il Signore,
vostro Dio. Il Signore parlò a Mosè e disse: parla agli israeliti dicendo: nel 7° mese, il 1° giorno del mese, sarà per voi riposo assoluto, un memoriale celebrato a suon di tromba, una riunione sacra. Non farete alcun lavoro servile e offrirete sacrifici consumati dal fuoco in onore del Signore. Il Signore parlò a Mosè e disse: il 10° giorno di questo 7° mese sarà il giorno dell'espiazione. Terrete una riunione sacra, vi umilierete e offrirete sacrifici consumati dal fuoco in onore del Signore. In quel giorno non farete alcun lavoro, poiché è il giorno dell'espiazione, per compiere il rito espiatorio per voi davanti al Signore vostro Dio. Ogni persona che non si umilierà in quel giorno sarà eliminata dalla sua parentela. Ogni persona che farà in quel giorno un qualunque lavoro, io la farò perire in mezzo alla sua parentela. Non farete alcun lavoro. Sarà per voi una legge perenne di generazione in generazione, in tutti i luoghi dove abiterete. Sarà per voi un sabato di assoluto riposo e dovrete umiliarvi il 9° giorno del mese. Dalla sera alla sera seguente farete il vostro riposo del sabato. Il Signore parlò a Mosè e disse: parla agli israeliti dicendo: il giorno 15 di questo 7° mese sarà la festa delle capanne per 7 giorni in onore del Signore. Il 1° giorno vi sarà una riunione sacra. Non farete alcun lavoro servile. Per 7 giorni offrirete vittime consumate dal fuoco in onore del Signore. L'8° giorno terrete la riunione sacra e offrirete al Signore sacrifici consumati con il fuoco. È giorno di riunione. Non farete alcun lavoro servile. Queste sono le solennità del Signore nelle quali convocherete riunioni sacre per presentare al Signore sacrifici consumati dal fuoco, olocausti e oblazioni, vittime e liblagioni e ogni cosa nel giorno stabilito, oltre i sabati del Signore, oltre i vostri doni, oltre tutti i vostri voti e tutte le offerte spontanee che presenterete al Signore. Inoltre il giorno 15 del 7° mese, quando avrete raccolto i frutti della terra, celebrerete una festa del Signore per 7 giorni. Il 1° giorno sarà di assoluto riposo e così l'8° giorno. Il 1° giorno prenderete frutti degli alberi migliori, rami di palma, rami con dense foglie e salici di torrente e gioirete davanti al Signore vostro Dio per 7 giorni. Celebrerete questa festa in onore del Signore per 7 giorni, ogni anno. Sarà per voi una legge perenne di generazione in generazione. La celebrerete il 7° mese. Dimorerete in capanne per 7 giorni. Tutti i cittadini di Israele dimoreranno in capanne, perché le vostre generazioni sappiano che io ho fatto dimorare in capanne gli israeliti quando li ho condotti fuori dalla terra d'Egitto. Io sono il Signore vostro Dio. E Mosè parlò così agli israeliti delle solennità del Signore. Il Signore parlò a Mosè e disse: ordina agli israeliti che ti portino olio puro di olive schiacciate per l'illuminazione, per tenere perennemente accesa la lampada. Aaron la disporrà nella tenda del convegno fuori del velo che sta davanti alla testimonianza, perché arda dalla sera al mattino davanti al Signore sempre. Sarà per voi una legge perenne di generazione in generazione. Egli disporrà le lampade sul candelabro d'oro puro
perché ardano sempre davanti al Signore. Prenderai anche fior di farina, ne farai cuocere 12 focacce. Ogni focaccia sarà di 2 decimi di efa. Le disporrai su 2 pile, 6 per pila, sulla tavola d'oro puro davanti al Signore. Porrai incenso puro sopra ogni pila, perché serva da memoriale per il pane, come sacrificio consumato dal fuoco in onore del Signore. Ogni giorno di sabato lo si disporrà davanti al Signore perennemente da parte degli israeliti. È un'alleanza eterna. Sarà riservata ad Aronne e ai suoi figli. Essi lo mangeranno in luogo santo, perché sarà per loro cosa santissima tra i sacrifici da bruciare in onore del Signore. È una legge perenne. Ora il figlio di una donna israelita e di un egiziano uscì in mezzo agli israeliti, e nell'accampamento scoppiò una lite tra il figlio della donna e un israelita. Il figlio dell'israelita bestemmiò il nome, imprecando. Perciò fu condotto da Mosè. La madre di quel tale si chiamava Selomit, figlia di Dibri, della tribù di Dan. Lo misero sotto sorveglianza finché venisse una decisione dalla bocca del Signore. Il Signore parlò a Mosè dicendo: conduci quel bestemmiatore fuori dell'accampamento. Quanti lo hanno udito posino le mani sul suo capo e tutta la comunità lo lapiderà. Parla agli israeliti dicendo: chiunque maledirà il suo Dio porterà il peso del suo peccato. Chi bestemmia il nome del Signore dovrà essere messo a morte. Tutta la comunità lo dovrà lapidare. Straniero o nativo della terra, se ha bestemmiato il nome, sarà messo a morte. Chi percuote a morte qualsiasi uomo dovrà essere messo a morte. Chi percuote a morte un capo di bestiame dovrà risarcirlo vita per vita. Se uno farà una lesione al suo prossimo, si farà a lui come egli ha fatto all'altro, frattura per frattura, occhio per occhio, dente per dente. Gli si farà la stessa lesione che egli ha fatto all'altro. Chi percuote a morte un capo di bestiame dovrà risarcirlo, ma chi percuote a morte un uomo sarà messo a morte. Ci sarà per voi una sola legge per il forestiero e per il cittadino della terra, poiché io sono il Signore vostro Dio. Mosè parlò agli israeliti ed essi condussero quel bestemmiatore fuori dell'accampamento e lo lapidarono. Così gli israeliti fecero come il Signore aveva ordinato a Mosè. Il Signore parlò a Mosè sul monte Sinai e disse: parla agli israeliti dicendo loro: quando entrerete nella terra che io vi do, la terra farà il riposo del sabato in onore del Signore. Per 6 anni seminerai il tuo campo e poterai la tua vigna e ne raccoglierai i frutti. Ma il 7° anno sarà come sabato, un riposo assoluto per la terra, un sabato in onore del Signore. Non seminerai il tuo campo, non poterai la tua vigna. Non mieterai quello che nascerà spontaneamente dopo la tua mietitura e non vendemmierai l'uva della vigna che non avrai potata. Sarà un anno di completo riposo per la terra. Ciò che la terra produrrà durante il suo riposo servirà di nutrimento a te, al tuo schiavo, alla tua schiava, al tuo bracciante e all'ospite che si troverà presso di te. Anche al tuo bestiame e agli animali che sono nella tua terra servirà di nutrimento quanto essa produrrà.
Conterai 7 settimane di anni, cioè 7 volte 7 anni. Queste 7 settimane di anni faranno un periodo di 49 anni. Al 10° giorno del 7° mese farai echeggiare il suono del corno. Nel giorno dell'espiazione farete echeggiare il corno per tutta la terra. Dichiarerete santo il 50° anno e proclamerete la liberazione nella terra per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo. Ognuno di voi tornerà nella sua proprietà e nella sua famiglia. Il 50° anno sarà per voi un giubileo. Non farete né semina né mietitura di quanto i campi produrranno da sé, né farete la vendemmia delle vigne non potate, poiché è un giubileo. Esso sarà per voi santo. Potrete però mangiare il prodotto che daranno i campi. In quest'anno del giubileo ciascuno tornerà nella sua proprietà. Quando vendete qualcosa al vostro prossimo o quando acquistate qualcosa dal vostro prossimo, nessuno faccia torto al fratello. Regolerai l'acquisto che farai dal tuo prossimo in base al numero degli anni trascorsi dopo l'ultimo giubileo e gli venderà a te in base agli anni di raccolto. Quanti più anni resteranno, tanto più aumenterà il prezzo. Quanto minore sarà il tempo, tanto più ribasserà il prezzo, perché egli ti vende la somma dei raccolti. Nessuno di voi opprima il suo prossimo. Temi il tuo Dio, poiché io sono il Signore, vostro Dio. Metterete in pratica le mie leggi e osserverete le mie prescrizioni, le adempierete e abiterete al sicuro nella terra. La terra produrrà frutti, voi ne mangerete a sazietà, vi abiterete al sicuro. Se dite che mangeremo il 7° anno, se non semineremo e non raccoglieremo i nostri prodotti, io disporrò in vostro favore la mia benedizione per il 6° anno e la terra vi darà frutti per 3 anni. L'8° anno seminerete, ma non consumerete il vecchio raccolto fino al 9° anno, mangerete del raccolto vecchio finché venga il nuovo. Le terre non si potranno vendere per sempre, perché la terra è mia e voi siete presso di me come forestieri e ospiti. Perciò, in tutta la terra che avrete in possesso, concederete il diritto di riscatto per i terreni. Se il tuo fratello cade in miseria e vende una parte della sua proprietà, colui che ha il diritto di riscatto, cioè il suo parente più stretto, verrà e riscatterà ciò che il fratello ha venduto. Se uno non ha di che possa fare il riscatto, ma giunge a procurarsi da sé la somma necessaria al riscatto, conterà le annate passate dopo la vendita, restituirà al compratore il valore degli anni che ancora rimangono e rientrerà così in possesso del suo patrimonio. Ma se non trova da sé la somma sufficiente a rimborsarlo, ciò che ha venduto rimarrà in possesso del compratore fino all'anno del giubileo. Al giubileo il compratore uscirà e l'altro rientrerà in possesso del suo patrimonio. Se uno vende una casa abitabile in una città cinta di mura, ha diritto al riscatto fino allo scadere dell'anno della vendita. Il suo diritto di riscatto durerà 1 anno intero, ma se quella casa, posta in una città cinta di mura, non è riscattata prima dello scadere di un intero anno, rimarrà sempre proprietà del compratore e dei suoi discendenti. Il compratore non sarà tenuto a uscirne al giubileo. Però le case dei villaggi non attorniate da mura vanno considerate come parte dei fondi campestri, potranno essere riscattate e al giubileo il compratore dovrà uscirne. Quanto alle città dei Leviti e alle case che essi vi possederanno, i Leviti avranno il diritto di perenne riscatto.
Se chi riscatta è un levita, in occasione del giubileo il compratore uscirà dalla casa comprata nella città levitica, perché le case della città levitiche sono loro proprietà in mezzo agli israeliti. Neppure campi situati nei dintorni delle città levitiche si potranno vendere, perché sono loro proprietà perenne. Se il tuo fratello, che è presso di te, cade in miseria ed è inadempiente verso di te, sostienilo come un forestiero o un ospite, perché possa vivere presso di te. Non prendere da lui interessi né utili, ma temi il tuo Dio e fa vivere il tuo fratello presso di te. Non gli presterai il denaro a interesse, né gli darai il vitto a usura. Io sono il Signore, vostro Dio, che vi ho fatto uscire dalla terra d'Egitto per darvi la terra di Canaan, per essere il vostro Dio. Se il tuo fratello che presso di te cade in miseria e si vende a te, non farlo lavorare come schiavo, sia presso di te come un bracciante, come un ospite. Ti servirà fino all'anno del giubileo. Allora se ne andrà da te insieme con i suoi figli, tornerà nella sua famiglia, rientrerà nella proprietà dei suoi padri. Essi sono infatti miei servi, che io ho fatto uscire dalla terra d'Egitto. Non debbono essere venduti come si vendono gli schiavi. Non lo terrai con durezza, ma temerai il tuo Dio. Quanto allo schiavo e alla schiava che avrai in proprietà, potrete prenderli dalle nazioni che vi circondano. Da queste potrete comprare lo schiavo e la schiava. Potrete anche comprarne tra i figli degli stranieri stabiliti presso di voi e tra le loro famiglie che sono presso di voi, tra i loro figli nati nella vostra terra. Saranno vostra proprietà. Li potrete lasciare in eredità ai vostri figli dopo di voi. Come loro proprietà vi potrete servire sempre di loro come di schiavi. Ma quanto ai vostri fratelli, gli israeliti, nessuno domini sull'altro con durezza. Se un forestiero stabilito presso di te diventa ricco e il tuo fratello si grava di debiti con lui e si vende al forestiero stabilito presso di te o a qualcuno della sua famiglia, dopo che si è venduto al diritto di riscatto, lo potrà riscattare uno dei suoi fratelli, o suo zio o il figlio di suo zio. Lo potrà riscattare uno dei consanguinei della sua parentela, o se ha i mezzi per farlo potrà riscattarsi da sé. Farà il calcolo con il suo compratore, dall'anno che gli si è venduto all'anno del giubileo. Il prezzo da pagare sarà in proporzione del numero degli anni, valutando le sue giornate come quelle di un bracciante. Se vi sono ancora molti anni per arrivare al giubileo, pagherà il riscatto in ragione di questi anni in proporzione del prezzo per il quale fu comprato. Se rimangono pochi anni per arrivare al giubileo, farà il calcolo con il suo compratore e pagherà il prezzo del suo riscatto in ragione di quegli anni. Resterà presso di lui come un bracciante, preso a servizio anno per anno. Il padrone non dovrà trattarlo con durezza sotto i suoi occhi. Se non è riscattato in alcuno di questi modi, se ne andrà libero l'anno del giubileo con lui, con i suoi figli. Poiché gli israeliti sono miei servi, essi sono servi miei che ho fatto uscire dalla terra d'Egitto. Io sono il Signore vostro Dio. Non vi farete idoli, né vi erigerete immagini scolpite o stele, né permetterete che nella vostra terra vi sia pietra ornata di figure, per prostrarvi davanti ad essa, poiché io sono il Signore vostro Dio. Osserverete i miei sabati e porterete rispetto al mio santuario. Io sono il Signore. Se seguirete le mie leggi, se osserverete i miei comandi e li metterete in pratica, io vi darò le piogge dal loro tempo. La terra darà prodotti e gli alberi della campagna daranno i frutti.
La trebbiatura durerà per voi fino alla vendemmia, e la vendemmia durerà fino alla semina. Mangerete il vostro pane a sazietà e abiterete al sicuro nella vostra terra. Io stabilirò la pace nella terra, e quando vi coricherete nulla vi turberà. Farò sparire dalla terra le bestie nocive, e la spada non passerà sui vostri territori. Voi inseguirete i vostri nemici ed essi cadranno dinanzi a voi colpiti di spada. 5 di voi ne inseguiranno 100, 100 di voi ne inseguiranno 10.000, e i vostri nemici cadranno dinanzi a voi colpiti di spada. Io mi volgerò a voi, vi renderò fecondi e vi moltiplicherò e confermerò la mia alleanza con voi. Voi mangerete del vecchio raccolto, serbato a lungo, e dovrete disfarvi del raccolto vecchio per far posto al raccolto nuovo. Stabilirò la mia dimora in mezzo a voi e non vi respingerò. Camminerò in mezzo a voi, sarò vostro Dio e voi sarete mio popolo. Io sono il Signore vostro Dio, che vi ho fatto uscire dalla terra d'Egitto perché non fosse più loro schiavi. Ho spezzato il vostro gioco e vi ho fatto camminare a testa alta. Ma se non mi darete ascolto e se non metterete in pratica tutti questi comandi, se disprezzerete le mie leggi e rigetterete le mie prescrizioni, non mettendo in pratica tutti i miei comandi e infraggendo la mia alleanza, ecco come io vi tratterò. Manderò contro di voi il terrore, la consuzione e la febbre, che vi faranno languire gli occhi e vi consumeranno la vita. Seminerete invano le vostre sementi, le mangeranno i vostri nemici. Volgerò il mio volto contro di voi e voi sarete sconfitti dai nemici. Quelli che vi odiano vi opprimeranno e vi darete alla fuga, senza che alcuno vi insegua. Se nemmeno a questo punto mi darete ascolto, io vi castigherò 7 volte di più per i vostri peccati. Spezzerò la vostra forza superba, renderò il vostro cielo come ferro e la vostra terra come bronzo. Le vostre energie si consumeranno invano, poiché la vostra terra non darà prodotti e gli alberi della campagna non daranno frutti. Se vi opporrete a me e non vi vorrete ascoltare, io vi colpirò 7 volte di più secondo i vostri peccati. Manderò contro di voi le bestie selvatiche, che vi rapiranno i figli, stermineranno il vostro bestiame e vi ridurranno in un piccolo numero, e le vostre strade diventeranno deserte. Se nonostante questi castighi non vorrete correggervi per tornare a me, ma vi opporrete a me, anch'io mi opporrò a voi e vi colpirò 7 volte di più per i vostri peccati. Manderò contro di voi la spada, vindice della mia alleanza. Voi vi raccoglierete nelle vostre città, ma io manderò in mezzo a voi la peste, e sarete dati in mano al nemico. Quando io avrò tolto il sostegno del pane, 10 donne faranno cuocere il vostro pane in uno stesso forno, e il pane che esse porteranno sarà razionato. Mangerete, ma non vi sazierete. Se nonostante tutto questo non vorrete darmi ascolto, ma vi opporrete a me, anch'io mi opporrò a voi con furore e vi castigherò 7 volte di più per i vostri peccati. Mangerete perfino la carne dei vostri figli e mangerete la carne delle vostre figlie. Devasterò le vostre alture, distruggerò i vostri altari per l'incenso, butterò i vostri cadaveri sui cadaveri dei vostri idoli e vi detesterò. Ridurrò le vostre città deserte. Devasterò i vostri santuari e non aspirerò più il profumo dei vostri incensi.
Devasterò io stesso la terra, e i vostri nemici che vi prenderanno dimora ne saranno stupefatti. Quanto a voi, vi disperderò fra le nazioni e sguainerò la spada dietro di voi. La vostra terra sarà desolata e le vostre città saranno deserte. Allora la terra godrà i suoi sabati per tutto il tempo della desolazione, mentre voi resterete nella terra dei vostri nemici. Allora la terra si riposerà e si compenserà dei suoi sabati. Finché rimarrà desolata, avrà il riposo che non le fu concesso da voi con i sabati, quando l'abitavate. A quelli che tra voi saranno superstiti infonderò nel cuore costernazione nei territori dei loro nemici. Il fruscio di una foglia agitata li metterà in fuga. Fuggiranno come si fugge di fronte alla spada e cadranno senza che alcuno li insegua. Cadranno uno sopra l'altro come di fronte alla spada, senza che alcuno li insegua. Non potrete resistere dinanzi ai vostri nemici, perirete fra le nazioni. La terra dei vostri nemici vi divorerà. Quelli che tra voi saranno superstiti si consumeranno a causa delle proprie colpe nei territori dei loro nemici. Anche a causa delle colpe dei loro padri periranno con loro. Dovranno confessare la loro colpa e la colpa dei loro padri, per essere stati infedeli nei miei riguardi ed essersi opposti a me. Perciò anch'io mi sono opposto a loro e li ho deportati nella terra dei loro nemici. Allora il loro cuore non circonciso si umilierà e sconteranno la loro colpa. E io mi ricorderò della mia alleanza con Giacobbe, dell'alleanza con Isacco e dell'alleanza con Abramo, e mi ricorderò della terra. Quando dunque la terra sarà abbandonata da loro e godrà i suoi sabati, mentre rimarrà deserta senza di loro, essi sconteranno la loro colpa per avere disprezzato le mie prescrizioni ed essersi stancati delle mie leggi. Nonostante tutto questo, quando saranno nella terra dei loro nemici, io non li rigetterò e non mi stancherò di loro fino al punto di annientarli del tutto e di rompere la mia alleanza con loro, poiché io sono il Signore, il loro Dio. Ma mi ricorderò in loro favore dell'alleanza con i loro antenati, che ho fatto uscire dalla terra d'Egitto davanti alle nazioni per essere loro Dio. Io sono il Signore. Questi sono gli statuti, le prescrizioni e le leggi che il Signore stabilì fra sé e gli Israeliti sul monte Sinai per mezzo di Mosè. Il Signore parlò a Mosè e disse: parla agli Israeliti dicendo loro: se qualcuno vorrà adempiere un voto in onore del Signore, basandosi su valutazioni corrispondenti alle persone, eccone i valori. Per un uomo dai 20 ai 60 il valore di 50 sicli d'argento, conformi al siclo del santuario. Invece, per una donna il valore di 30 sicli, dai 5 ai 20 anni il valore di 20 sicli per un maschio e di 10 sicli per una femmina. Da 1 mese a 5 anni il valore di 5 sicli d'argento per un maschio e di 3 sicli d'argento per una femmina. Dai 60 anni in su il valore di 15 sicli per un maschio e di 10 sicli per una femmina. Se colui che ha fatto il voto è troppo povero per pagare la somma fissata, dovrà presentare al sacerdote la persona consacrata con voto e il sacerdote ne farà la stima. Il sacerdote farà la stima in proporzione dei mezzi di colui che ha fatto il voto. Se si tratta di animali che possono essere presentati in offerta al Signore, ogni animale donato al Signore sarà cosa santa.
Non lo si potrà commutare né si potrà sostituire un animale di qualità con uno difettoso né uno difettoso con uno di buona qualità. Se tuttavia qualcuno sostituisse un animale all'altro, entrambi gli animali diverranno cosa sacra. Se invece si tratta di qualunque animale impuro che non si può presentare come offerta al Signore, l'animale sarà portato davanti al sacerdote. Egli valuterà se l'animale è in buono o cattivo stato e vi starà al valore stabilito al sacerdote. Ma se qualcuno lo vorrà riscattare, aggiungerà un quinto al valore fissato. Se qualcuno vorrà consacrare la sua casa come cosa sacra al Signore, il sacerdote ne farà la stima secondo che essa sia di buono o cattivo stato. Si starà alla stima stabilita dal sacerdote. Se colui che ha consacrato la sua casa la vorrà riscattare, aggiungerà un quinto al prezzo della stima e sarà sua. Se qualcuno vorrà consacrare al Signore un terreno del suo patrimonio, il suo valore sarà stabilito in proporzione alla semente. 50 sicli d'argento per un omer di seme d'orzo. Se consacra il suo campo dall'anno del giubileo, il prezzo resterà intero secondo la stima. Ma se lo consacra dopo il giubileo, il sacerdote ne valuterà il prezzo in proporzione agli anni che rimangono fino al giubileo e si farà una detrazione della stima. Se colui che ha consacrato il pezzo di terra lo vorrà riscattare, aggiungerà un quinto all'ammontare della stima e resterà suo. Se non riscatta il pezzo di terra e lo vende a un altro, non lo si potrà più riscattare, ma quel pezzo di terra, quando al giubileo il compratore ne uscirà, sarà sacro al Signore, come un campo votato allo sterminio, e diventerà proprietà del sacerdote. Se uno vorrà consacrare al Signore un pezzo di terra comprato che non fa parte del suo patrimonio, il sacerdote valuterà l'ammontare del prezzo fino all'anno del giubileo. Quel tale pagherà il giorno stesso il prezzo fissato come cosa consacrata al Signore. Nell'anno del giubileo la terra tornerà a colui da cui fu comprata e del cui patrimonio faceva parte. Ogni valutazione si farà sulla base del siclo del santuario. Il siclo corrisponde a 20 ghera. Tuttavia nessuno potrà consacrare un primogenito del bestiame, il quale appartiene già al Signore, perché primogenito, sia esso di grosso bestiame o di bestiame minuto, appartiene al Signore. Se si tratta di un animale impuro, lo si riscatterà al prezzo di stima, aggiungendovi un quinto. Se non è riscattato, sarà venduto al prezzo di stima. Non di meno, quanto uno avrà consacrato al Signore con voto di sterminio, fra le cose che gli appartengono, persona, animale o pezzo di terra del suo patrimonio, non potrà essere né venduto né riscattato. Ogni cosa votata allo sterminio è cosa santissima riservata al Signore. Nessuna persona votata allo sterminio potrà essere riscattata, dovrà essere messa a morte. Ogni decima della terra, cioè delle granaglie del suolo e dei frutti degli alberi, appartiene al Signore, è cosa consacrata al Signore. Se uno vuole riscattare una parte della sua decima, vi aggiungerà un quinto. Ogni decima del bestiame grosso o minuto, ossia il decimo capo di quanto passa sotto la verga del pastore, sarà consacrata al Signore. Non si farà cernita fra animale migliore e peggiore, né si faranno sostituzioni. Qualora però avvenisse una sostituzione, entrambi gli animali diverranno cosa sacra, non si potranno riscattare. Questi sono i comandi che il Signore diede a Mosè per gli Israeliti sul monte Sinai.